Cari telespettatori, ben ritornati con noi. Questo è l'appuntamento di chiusura prima del periodo estivo di sospensione, poi si riprenderà come sempre con metà settembre per quel che riguarda lo CGIL, quindi gli aggiornamenti continui per quel che riguarda il mondo dei pensionati, degli anziani. Ospiti naturalmente CGIL del Veneto ma anche di Belluno, abbiamo Daniele Tronco ben ritornato qui con noi, Renato Bressan appunto segretario di Belluno. Saluto. E l'argomento del giorno, questa puntata comunque andrà in replica, quindi magari ci rivedrete ma in replica durante il periodo estivo come tutte le altre nostre puntate. Questa puntata invece verterà su due situazioni molto interessanti. Da un lato, che peraltro sono concatenate l'una, da un lato appunto la giornata dedicata a ricordare un momento molto importante, quindi la cosiddetta pasta asciutta antifascista, ce la racconterà bene lei di che cosa si tratta. È un momento di richiamo ma anche di grandi riflessioni. Nel corso della medesima occasione c'è anche una tavola rotonda, un incontro, un dibattito, un approfondimento su quel che riguarda il referendum costituzionale, e quindi sarà l'altro tema che noi affronteremo con Daniele Tronco ma anche naturalmente con il segretario Bressan relativamente al punto di vista che allo stato degli atti può avere il sindacato dello CGIL relativamente a questa questione, che non è semplice, lo sappiamo. Molti di voi ci hanno scritto in virtù delle trasmissioni che abbiamo realizzato sull'argomento con degli esperti giuristi, e abbiamo capito, ci rendiamo perfettamente conto che non è facile capirci qualche cosa, cioè prendendola sommariamente sembra tutto molto chiaro, in realtà poi nei meandri ci sono delle sorprese. E allora vediamo un po' di incominciare, un po' due parole un po' introduttive di questo momento voglio darle a lei. Sì, allora a Belluno si tiene questa iniziativa di natura popolare che richiama un fatto che è successo nel 1945 a Casa Cervi e che è stata assunta insomma come simbolo di anche una modalità per tenere sempre vivo e presente i temi dell'antifascismo. È tanto più utile questa iniziativa, noi l'abbiamo come dire, adottata come SPI nazionale, come SPI regionale, la facciamo diciamo itinerante, abbiamo fatto a Vicenza, quest'anno la facciamo a Belluno, ma poi Bressan entrerà più nel dettaglio, perché siamo convinti che il tema dell'antifascismo e di tener viva nella memoria delle persone quello che è stato per il nostro paese, quello che potrebbe anche essere, basti guardare quello che sta succedendo oggi in Europa. In Europa c'è una recrudescenza in modo molto anche palpabile insomma, di movimenti xenofobi che purtroppo sono anche diciamo, incentivati da fatti molto gravi che sono successi. E poi peraltro composti da giovani, composti da molto giovani, cioè, può sembrare magari da persone anziane che hanno... no, da persone estremamente giovani. Sì, no, è un fenomeno giovanile che ha svariate sfaccettature, dalle curve violente di qualche stadio, di qualche curva che ha una natura sportiva, ma che assume anche diciamo così, basti ricordare recentemente quello che è successo a Fermo con l'uccisione di una persona di colore, certo in un ambito di uno scontro, ma che va sempre tenuto presente che questi temi nel nostro Paese c'è una tendenza a rimuovere la memoria, insomma, perché il fascismo è stato un fatto molto negativo, eccetera, ma che si sta ripresentando sotto forme nuove, sotto forme con caratteristiche diverse di revisionismo storico. Si mettono in dubbio molti fatti, anche la Shoah, l'eliminazione fisica di 6 milioni di persone di religione ebraica, di comunisti, di partigiani, di diversi, di omosessuali, che è avvenuta durante il periodo nazista
e fascista. Diciamo che questa è una modalità, poi noi la coniughiamo anche con un tema di attualità, che è il tema della riforma costituzionale, perché lo agganciamo a un fatto diciamo, di attualità. Adesso non è che paragoniamo le due cose, ma insomma tenere viva questa discussione anche sulla Costituzione, che è nata, ricordiamoci, dalla Resistenza, cioè la nostra Costituzione è frutto di uno sforzo comune che le forze sociali e politiche hanno fatto subito dopo la guerra per trovare una modalità condivisa per la gestione della società. E quindi la Costituzione si cala dentro questa è la discussione, no? Quindi è un argomento molto delicato e che secondo noi va affrontato in modo anche approfondito. Perché... E poi cercheremo di capire che il vostro punto di vista, perché sì, da questi preamboli, presupposti emerge un certo tipo di pensiero, poi bisogna vedere se si coniuga realmente con che cosa ne pensate di questa revisione costituzionale nei suoi aspetti, perché insomma si vengono modificati tanti articoli, quindi non sarà una cosa di poco conto, quindi assolutamente. Prima però di entrare in questo merito specifico che richiederà anche un po' di attenzione, appunto la parola Bressan. Era il 1943, il 25 luglio, quando sembrava che fosse un momento storico, la morte appunto di Mussolini, poi invece la fine della guerra è stata ben oltre, quindi il peggio quasi doveva ancora venire, perché è successo di tutto e di più. È stata un po' una tragedia, forse perché si aspettava un momento di fine, di chiusura dei conflitti definitivo, di riassetto. Invece ancora per 2 anni il nostro paese ha affrontato situazioni gravissime, però questo è stato un momento storico importantissimo. In particolar modo perché? Quindi analizziamo più prima la fase storica, poi l'importanza anche sociale dell'evento e il vostro immettersi in questo ricordo. Sì, l'iniziativa che teniamo a Belluno ha questo scopo che diceva Daniele, cioè cerchiamo di tenere vive quelle che sono state anche tappe fondamentali della storia del nostro paese. E sono state tappe che hanno costruito la carta d'identità del nostro popolo e noi abbiamo il dovere come corpi intermedi di questa società, che abbiamo, come dire, radici profonde dentro quella storia, di tenere viva questa memoria. Ora, perché il 25 luglio? Devo dire che in questi giorni a Belluno lo facciamo praticamente ogni anno, un'indagine con i nostri iscritti rispetto alla qualità dei servizi, eccetera. Allora abbiamo colto l'occasione per chiedere se hanno ricevuto il nostro quotidiano, se sanno del 25 luglio che facciamo questa iniziativa. Ed alcuni, devo dire, con nostra sorpresa, effettivamente non sanno esattamente di cosa si tratta, cosa è effettivamente successo il 25 luglio del 1943. Allora io dico sempre, guardate che forse noi siamo parte della responsabilità è nostra, forse dobbiamo fare qualcosa di più e meglio, perché quel giorno del 1943 ci fu il Gran Consiglio del Fascismo che si riunì, a dire la verità si era riunito il 24. Poi la discussione è durata fino alle 3 della mattina del 25 e lì, con un ordine del giorno presentato dal gerarca Dino Grandi, sostanzialmente Benito Mussolini fu estromesso dalle sue funzioni. Il nocciolo era un po' questo, insomma. Ecco. Fu estromesso quindi sostanzialmente dal Gran Consiglio del Fascismo, che era l'organo supremo del Regno d'Italia, previsto tra l'altro dalla legge, da un regio decreto. E a quel punto il Gran Consiglio del Fascismo impose a Benito Mussolini di andare dal re per dire, insomma, in qualche modo qui dobbiamo ricercare la pace. Questo era un po'. Quindi venne meno alle sue funzioni di capo di governo. Il re cosa fece a quel punto? Vittorio Emanuele III ordinò ai carabinieri di arrestarlo. Nel momento in cui si presentò dal re, lo arrestarono. Questa notizia dell'arresto di Mussolini e che dopo il re diede il governo a Badoglio e poi dopo purtroppo ci furono altri 20 lunghi mesi prima di arrivare alla liberazione totale del paese, ma quel giorno, quel 25 luglio, senza SMS, senza social network, senza nulla, la notizia si sparse per tutta la penisola italica
e, come dire, le piazze si riempirono degli antifascisti, cioè di tutti quelli che in qualche modo ormai di fascismo non ne potevano più di vivere sotto un regime brutale come era il fascismo, e a quel punto eravamo già nel nazifascismo con l'alleanza con Hitler, e con una guerra ormai che aveva già devastato il paese si pensò che a quel punto la guerra potesse essere finita. Festeggiarono nelle piazze, e uno dei punti principali della lotta antifascista, che era rappresentata da Casa Cervi, quindi sostanzialmente in Reggio Emilia, e decisero anche loro di andare in piazza e portare questa pasta asciutta. Vuoi per la fame, vuoi perché effettivamente la sete di libertà era tanta, ma lì la piazza si riempì, come in tante altre piazze italiane. Perché è partito tutto da Casa Cervi? Questo spieghiamolo a chi magari i Cervi decisero di portare, come dire, questa pasta asciutta dentro ai bidoni del latte, per dire, quindi l'hanno fatta proprio velocemente, assieme ad altre famiglie di Gattatico, di Campegine, di quelle zone lì, andarono in piazza a Campegine e divenne un simbolo questa pasta asciutta, si chiama pasta asciutta antifascista per questa ragione qua. Ovviamente noi cosa facciamo? Facciamo la pasta asciutta antifascista il 25 luglio, che è di lunedì. Devo dire che qualcuno ci ha detto: ma perché non la fate domenica il 24? No, ho detto, ma la liberazione del paese, come dire, che se è venuta il 25 aprile cade di lunedì, lo faccio il 24 aprile? No, è il 25 di luglio che successe quella roba là, e quindi il 25 di luglio è giusto ricordarlo, come dire, nel giorno in cui successero quei fatti del 1943. Ovviamente inizieremo al pomeriggio, faremo questa tavola rotonda assieme non solo al sottoscritto, ma anche alla Rita Turati, la nostra segretaria regionale, il nostro segretario nazionale Raffaele Atti dello SPI. Ci saranno gli studenti rappresentati da Rachele Scarpa della rete degli studenti del Veneto, e ci sarà anche un costituzionalista, perché, come dire, siccome vogliamo stare sul merito della riforma costituzionale, noi abbiamo intitolato questa tavola rotonda Spirito Costituzionale, ma perché, come diceva Daniele, dopo i fatti del 25 luglio del 43, la resistenza, come dire, in qualche maniera si infervorò, ebbe più presa anche sui cittadini, sugli abitanti, ma ovviamente si collocò soprattutto al nord, sappiamo benissimo le ragioni storiche di quel periodo lì. E da lì, da questa resistenza, noi abbiamo sempre detto, si sono gettate le fondamenta della Costituzione repubblicana. Ovviamente la Costituzione ebbe la sua assemblea costituente, ci volle un bel po' di tempo, la discussione fu lunga ed approfondita, ma si arrivò, come dire, ad un testo equilibrato, che era il testo sulla Carta fondamentale in cui si riconosceva una larghissima parte del paese, dai comunisti, i cattolici, i liberali, i socialisti, cioè tutte le forze democratiche antifasciste contribuirono a scrivere quella Carta. E allora, quando si mette mano alla Carta fondamentale, peraltro lo si fa non in qualche articolo ma in decine di articoli, in questo caso della seconda parte della Costituzione, ci pareva giusto legare il 25 luglio di quest'anno a una discussione di questo tipo, visto che oggi si discute del referendum costituzionale che ci sarà tra ottobre e novembre. Adesso pare più vicino a novembre che non a ottobre, ma insomma vedremo quale sarà poi la data effettiva di questo referendum. Per dire, insomma, guardate che si mette mano, giusto o sbagliato che sia, è giusto che ognuno si informi e decida poi cosa fare nel suo esercizio, nel suo diritto di voto, ma insomma, per dire, anche noi diciamo la nostra, stiamo dentro a quella storia a pieno titolo. Tra l'altro la CGIL, con una lunga e approfondita discussione, ha prodotto un suo documento, peraltro di critica nel merito, ma poi con Daniele spiegheremo anche meglio esattamente di cosa si tratta, ma daremo, come dire, le nostre impressioni, le nostre valutazioni, le metteremo a disposizione di tutti quelli che vorranno essere lì. Dico un'ultima cosa e poi ovviamente entriamo meglio nel merito della discussione della riforma.
Poi offriremo la pasta asciutta, perché poi ogni tanto si dice ma sta pasta asciutta, no, poi la offriremo materialmente e ovviamente sarà gratuita per tutti i partecipanti, come fece la famiglia Cervi. Ecco, questa tradizione vogliamo cercare di mantenerla. È arrivato un messaggio un po' ironico dicendo la pasta asciutta la faremo quando si vedranno i risultati. Adesso vediamo un attimo se rimettiamo in onda il messaggio, non voglio dare interpretazioni ma leggerlo testualmente perché per carità vediamo se della regia ce lo rimettono in onda. Vediamo un po'. La pasta asciutta la faremo a ottobre quando Renzi andrà a casa insieme alle sue promesse non mantenute, questo c'è un po' di ironia, e però si collega a un aspetto interessante perché su questo referendum il Presidente del Consiglio tra virgolette ci mette la testa e quindi assume anche un'ottica senza alcun dubbio di carattere politico, di non poco conto, e quindi c'è chi, senza volerci capire niente di che cosa si va a trattare, di Costituzione eccetera, dice se voglio mandarlo a casa voto in un modo, se non voglio mandarlo a casa voto nell'altro, semplifichiamo la vita a tutti quanti, però non dovrebbe essere così. È la peggiore delle condizioni, perché però metterci la testa sopra ti induci a un certo punto. Il carico, diciamo, il primo errore è stato appunto quello, secondo me, di caricare questa questo referendum di aspetti che non tengono conto del merito delle questioni, ma che partono da un elemento, da un referendum personale, perché il primo è stato il Presidente del Consiglio che ha detto se il io ho investito la mia ascesa in politica sul tema del cambiamento, quindi l'ha caricato, diciamo, di aspetti che nulla hanno a che vedere con il merito della questione. Adesso pare che stia un po' modificando l'atteggiamento. Diceva prima Renato, la CGIL ha assunto una posizione pur non schierandosi per il sì e per il no, perché il direttivo nazionale della CGIL ha assunto su un documento una serie di critiche di merito, ma che non giungono a una presa di posizione. Così non faremo noi nemmeno il 25 a Belluno, perché noi faremo una discussione nel merito, poi ognuno trarrà diciamo, perché guardate l'aspetto sì, nostalgici quanto fa comodo. Allora perché non ricordare quando Kabobo a Milano ha accettato con la città 4 persone? In quel caso se l'avessero ucciso avrebbe stato un atto di razzismo. Adesso insomma, io penso che noi dobbiamo star molto lontani da ogni atteggiamento di razzismo e di xenofobia da qualsiasi parte provengano. Comunque insomma la questione che discuteremo il 25 non è se votiamo sì o se votiamo no. La questione del 25 che vorremmo mettere in evidenza sono gli aspetti che noi riteniamo problematici, ma anche se ci sono degli aspetti positivi, tant'è che noi stiamo anche cercando di organizzare la presenza con una pluralità di soggetti in modo da offrire, diciamo, una discussione più aperta, perché non vorremmo trasformare questa discussione in una posizione, diciamo, pregiudizialmente pro o contro. Certo che abbiamo degli aspetti negativi. Adesso vediamo un po' i limiti possibili affrontarli, magari dopo a settembre, ripescando questi soggetti che senza dubbio sono anche sono figure molto preparate, possiamo dare da amplificatore attraverso i nostri canali, quindi magari riprodurre in studio quelle che sono le questioni fondamentali, renderne partecipi i nostri telespettatori, che giustamente anche molte persone di una certa età non hanno l'opportunità di muoversi, spostarsi, andare a seguire questi dibattiti, però sono tenuti a votare, esprimersi, per cui è bene che abbiano diversi punti di vista. Noi faremo il possibile per garantire questo tipo di informazioni e di apertura di vedute. Pubblicità, pochi secondi, poi ritorniamo con voi.